Devo dirvi in due parole di che cosa mi occupo. Io da 20 anni, tra le altre cose, applico la scienza alla cucina. È un movimento che è nato tempo fa col nome di gastronomia molecolare, poi cucina molecolare, ma fondamentalmente usiamo la scienza per cucinare meglio, per inventare nuovi piatti. E quindi tutto inizia da lì. Però questo invito è stata un'ottima occasione per recuperare una delle mie prime passioni, perché fin dall'inizio ho sempre sostenuto che l'ingrediente cruciale della cucina fosse proprio la geometria. E vi racconto com'è nata questa cosa. Eravamo uno dei primi convegni di Erice intitolato Molecular and Physical Gastronomy. Erano convegni assolutamente anomali. Erano presenti scienziati di varie formazioni, ma erano tutti scienziati che si applicavano a discipline fondamentali, cioè non c'erano tecnologi, ingegneri, c'erano fisici, chimici, biologi, c'erano cuochi, pasticceri, giornalisti, insomma un bel misto che ha reso, almeno all'inizio, abbastanza difficile la comunicazione. Bene, eravamo ad uno di questi primi convegni e un cuoco canadese pone una domanda. Dice, sui nostri libri di cucina si insegna che il tempo di cottura di un pesce è proporzionale alla sua lunghezza. Affermazione che mette nel panico un piccolo manipolo di scienziati, perché tirano fuori equazioni, approssimazioni, cose varie e dicono ma no, ma questa sarà senz'altro un'approssimazione, dovrebbe essere proporzionale semmai a una potenza, eccetera, eccetera, tirano fuori la legge di diffusione del calore e via dicendo. Io faccio un conto a mente e dico no, hai proprio ragione, effettivamente si può dimostrare in 448 senza fare errori che il tempo di cottura, se il pesce è dello stesso tipo, è proporzionale alla lunghezza. È nata una discussione che poi ha segnato il trionfo di questa visione geometrica, perché chi studiava la diffusione del calore ignorava completamente la forma della superficie del pesce. Praticamente si trovano ancora adesso delle opere divulgative che lasciano il tempo che trovano, che dicono che vi insegnano a calcolare il tempo di cottura degli spaghetti, poi scoprite che si tratta più verosimilmente di un tondino di ferro immerso in un bagno termico infinito. Oppure una cosa assurda che io trovo ripetuta più volte, un pessimo articolo pseudoscientifico su un giornale divulgativo dove uno scienziato inglese insegna a calcolare il tempo di cottura di un uovo. Capite? Impressiona il profano perché tira fuori le funzioni di Bessel. Ma alla fine la sua prima affermazione è sconvolgente. Dice, consideriamo un uovo omogeneo di forma sferica. Ecco. Il fatto è che tutto questo fa effetto sui giornalisti che mettono in una bella box la formula e dicono questa è una funzione complicata, si usa anche in meccanica quantistica, ma poi non vuol dire niente. Allora, da dove viene questa spiegazione? I tre ingredienti fondamentali della cottura, è sempre stata la mia teoria, sono temperatura, tempo e geometria. E il calcolo è molto semplice. Se voi considerate pesci dello stesso tipo, il calore necessario per cuocerli è proporzionale alla massa, quindi al volume. Il calore non serve a scaldare, almeno non serve solo a quello, come di solito insegnano questi pseudodivulgatori. Se io scaldo, nel pesce non avviene nessuna trasformazione. Quando io lo trasformo non scaldo. Quando io sciolgo il ghiaccio, la temperatura del ghiaccio rimane a 0 gradi. Quando la polenta solidifica, la temperatura rimane costante. Bene, non mi interessa. Tanto il calore che serve a scaldare quanto quello che serve a modificare, cioè a cuocere, sono proporzionali alla massa e quindi al volume. In tutti i tipi di cottura, esclusa quella a microonde, il calore deve necessariamente attraversare la superficie per entrare nel cibo e arriva nel cibo perpendicolarmente alla superficie, quindi il tasso di iniezione di calore nel cibo è proporzionale alla superficie. Per ottenere il tempo dobbiamo dividere il calore totale per il calore al secondo e quindi volume diviso superficie. Questo è illuminante perché il rapporto volume diviso superficie è la costante di tutte le cotture tradizionali. Da questo possiamo capire il ruolo della geometria in una serie di creazioni della fantasia umana e italiana in particolare. Il primo che vi cito è la cottura della pasta. Avete visto che ci sono tantissime forme di pasta. Ce n'erano molte di più qualche secolo fa.
Ho dei libri dell'Ottocento in cui il numero di forme della pasta è decisamente superiore di almeno 2 ordini di grandezza a quello attuale, perché l'industrializzazione ha ridotto il numero di forme possibili. Prima ogni pastificio si faceva produrre la trafila apposita per avere una sorta di marchio di fabbrica da un artigiano, adesso non siamo a questo livello. Bene, le forme della pasta sono diverse perché hanno ruoli diversi, nel senso che è anche piacevole avere in bocca una forma diversa da masticare, ma fondamentalmente la forma della pasta incide sulla cottura e su come la pasta legherà i sughi. Una parola sulla cottura. L'elemento fondamentale è lo spessore, perché lo spessore determina alla fine il tempo necessario per raggiungere il cuore, quello che rimane praticamente appena un poco duro quando la pasta è ancora al dente. Se lo spessore non è uniforme, la pasta non cuocerà mai in modo uniforme. Qualche anno fa ci fu un formato di pasta progettato da Giugiaro che ebbe un pessimo esito perché non aveva tenuto conto di questo fatto e l'anima interna era sempre scotta, perché aveva uno spessore diverso dagli altri. Lo spessore deve essere uniforme, non deve essere troppo alto, perché durante la cottura della pasta avvengono tanti fenomeni diversi, tra cui l'assorbimento dell'acqua. Se io aspetto troppo tempo, prima ancora che il cuore sia cotto, la superficie della pasta si sta già sciogliendo nell'acqua. Questo spessore critico è di circa 1 millimetro e vi spiega la transizione spaghetto-bucatino. La transizione spaghetto-bucatino, così la chiamiamo, è dovuta al fatto che se io voglio dei tuboli di diametro maggiore di circa 1 millimetro, devo bucarli all'interno per permettere all'acqua di avere una seconda superficie di penetrazione, altrimenti non cuoceranno mai. Questa è anche la filosofia che sta alla base del fusillo e di tutta un'altra serie di formati che fanno parte della nostra tradizione. Devo allontanare il microfono. Forse vibra, non lo so. Questo è in risonanza. Ok, vi dicevo, questo per quanto riguarda la cottura della pasta, ma torniamo su un altro problema della cottura e del legame dei sughi della pasta solo in un secondo momento. Questo è un altro esempio bellissimo, secondo me, di come un cuoco ha interpretato questo ruolo del rapporto volume-superficie in cucina. All'inizio degli anni 2000 Gualtiero Marchesi ha proposto la sua revisione della cotoletta. Fondamentalmente ha già diviso, ok, mi sentite meglio? Perfetto. Ha tagliato la sua cotoletta in monobocconi, li ha impanati e fritti separatamente, poi li ha ricomposti in questo modo sul piatto. C'è un ragionamento abbastanza interessante sotto questo piatto. Uno ha a che fare con la cottura, ma il secondo ha a che fare con la piacevolezza della cotoletta. Perché noi impaniamo la cotoletta? Perché il croccante della panatura è piacevole in bocca. Ora, il croccante della panatura che percepiamo in bocca è di nuovo un rapporto superficie-volume. Quindi se vogliamo esaltare l'aspetto più piacevole della cotoletta dobbiamo aumentare la superficie panata. Come possiamo fare? Ma la dividiamo nella porzione minima che io desidero mettere in bocca. Quindi dividendola in questo modo ho ottenuto un doppio vantaggio. Prima di tutto ha ridotto i tempi di cottura e l'ha resa più semplice. In secondo luogo ha aumentato al massimo la croccantezza. E questo è un ragionamento fatto da un cuoco, ma da un cuoco estremamente comunque acuto. Altro aspetto, molti credono che nelle scuole classiche di cucina, l'esempio tipico è l'école hôtelière francese, si cominci a insegnare le cotture. No, la prima lezione di solito è sulla pulizia, la seconda è sul taglio delle verdure. La cucina francese ha una terminologia estremamente dettagliata per descrivere il taglio delle verdure, julienne, brunoise e via dicendo, perché vi spiegano, a seconda del tipo di taglio, il tipo di cottura e il tipo di condimento saranno diversi. Pensate, penso che quasi tutti di voi conoscano cos'è un'insalata russa o un'insalata capricciosa. Sono quelle dove verdure di tagli diversi sono immerse in una maionese. Nell'insalata russa le verdure sono tagliate vagamente a dadini, nella capricciosa a julienne, cioè a fiammiferi, diremmo.
Il rapporto superficie-volume nella capricciosa è molto più spinto. La capricciosa ingloba normalmente molta più maionese ed è anche più spalmabile. Quindi l'insalata russa privilegia le verdure, la capricciosa privilegia la salsa di condimento. Un altro esempio che vi faccio, non so se qualcuno di voi prova ancora a friggere le patate in casa, ma tagliando patate vere, non comprando quelle finzioni del McDonald's o del supermercato. Voi sapete che gli spigoli sono il dramma di queste fritture, perché nello spigolo, essendoci un rapporto superficie-volume estremamente svantaggioso, brucia prima la patatina. Quindi i tagli normalmente evitano anche degli spigoli troppo accentuati. Altri effetti di superficie, mi sto sbizzarrendo qua, vi parlo prima dell'esempio che trovate sulla sinistra, sono 3 grane diverse di sale, sale grosso, sale medio, sale fine. Avrete sentito tante affermazioni che vengono da chi è abituato a cucinare sul ruolo del sale. C'è chi dice il sale grosso sala di più, c'è chi dice il sale pino è più salato. Bene, sono tutte vere. Sono tutte vere per questo motivo. Il sale normalmente si trova in cristalli, ma poi viene rotto in cristalli più piccoli per motivi più o meno di praticità. Ovviamente la superficie totale è maggiore nel sale fino a parità di volume che non nel sale grosso. Il sale è tremendamente igroscopico, cioè tende ad assorbire l'umidità dell'aria. Il sale contiene sempre una buona dose d'acqua, perché anche se non ne ha, la assorbe. Benissimo, il sale grosso tende ad assorbire l'acqua più lentamente rispetto al sale fino, quindi a parità di umidità normalmente il sale fino contiene più acqua rispetto al sale grosso e quindi sala meno, perché c'è meno cloruro di sodio e più acqua. In bocca, viceversa, il sale fino appare molto più salato che non il sale grosso, ed è vero di nuovo, perché noi non sentiamo il sapore del cristallo. Noi non percepiamo sapore se non in presenza di saliva, ci vuole acqua per portare sapore alla lingua. Se voi vi asciugate la lingua e mettete un cristallo di sale sulla lingua non sa assolutamente di niente. Benissimo, quindi il sale per darci una sensazione di salato deve sciogliersi nella saliva. Da dove comincia a sciogliersi? Dalla superficie, di nuovo. Se la superficie è maggiore, la velocità di scioglimento è maggiore, quindi la densità di sale nella saliva raggiunge un picco molto più rapidamente nel caso del sale fino che non del sale grosso. La stessa cosa la potete notare con lo zucchero semolato, lo zucchero a velo, lo zucchero in cristalli. È un'altra delle conseguenze della granulometria, diciamo, sulle proprietà dei piatti e sulle proprietà organolettiche dei cibi. La stessa cosa accade alla semola piuttosto che non alla farina e le stesse proprietà igroscopiche valgono nel caso di tutte le polveri che usiamo in cucina. Secondo esempio, in alto a destra, che poi ha a che fare con quello in basso, è come la pasta lega i sughi. C'è un tipo di adesione che è la più fondamentale, che è un'adesione superficiale, cioè delle salse anche molto fini rimangono appiccicate in strati sottili alla pasta. Se la salsa contiene pezzetti grossi, tipo un ragù, una salsa con i funghi o anche un pesto, ci sono altri modi di legarla, ci sono le piccole fenditure che stanno all'interno di una pasta, tipo le penne, quelle dei maccheroni, oppure una sorta di intrappolamento topologico, lo chiamiamo, che è quello degli spaghetti o delle paste lunghe. Ma se il sugo è molto fine, l'unico metodo per legarlo è avere una superficie molto ampia. Con dei sughi finissimi, tipo certi sughi semiliquidi al formaggio, si usano dei cappellini d'angelo, cosa che non si potrebbe mai utilizzare nel caso di un sugo molto spesso. Viceversa, se voi usate una pasta con un rapporto superficie-volume molto ridotto per un sugo molto fine, non riuscite a legare il sugo. Un altro fattore che però interviene in questo fenomeno è la geometria microscopica delle superfici. Quella che vedete sotto è un'immagine della superficie di una tagliatella fatta al microscopio a forza atomica, che è il microscopio che è in grado di dare la geometria tridimensionale delle superfici. Fondamentalmente è una micropunta che passa sopra la superficie e misura la distanza rispetto a un punto di riferimento. Voi capite che se una superficie è rugosa, quando voi vi avvicinate avete molta più area a disposizione per l'adesione di sughi, salse, oli ed altri liquidi. Quindi le paste più rugose hanno una maggiore attitudine a legare i sughi.
Sapete che c'è questo mito, che per carità è anche vero in parte, che la pasta trafilata al bronzo, nelle trafile di bronzo, essendo più rugosa, lega meglio le salse. È vero, per carità, ma non è che il bronzo sia più rugoso che non le trafile plastiche in Teflon che si fanno adesso, è che la pasta resta più appiccicata al bronzo e quando viene trafilata il bronzo dà come dei piccoli pizzicotti che creano queste rugosità. La pasta trafilata al bronzo, potete guardarla anche con una lente, effettivamente è molto più rugosa e lega quantità maggiori di sugo, però ha uno svantaggio, che quando la cuocete è molto più difficile rispettare il tempo giusto di cottura, perché il tasso di penetrazione di acqua e calore è molto molto enfatizzato in questo caso. Infatti le paste commerciali, normalmente trafilate al teflon, sono preferite dal consumatore non esperto perché è molto più difficile scuocerle. Viceversa, le paste artigianali, la famosa pasta di Gragnano o altri esempi di questo tipo, richiedono comunque un cuoco esperto che sappia valutare attentamente il tempo di cottura. La regola generale è più o meno questa, che le superfici lisce comportano tempi lunghi, più regolarità e però minore aderenza. Le superfici rugose hanno tempi brevi, molte fluttuazioni, anche nei tempi di cottura, però una maggiore aderenza. Quindi il cuoco esperto normalmente preferisce le superfici rugose perché le sa gestire. Il cuoco casalingo inesperto si butta sulle superfici lisce e poi lascia che tranquillamente il sugo cada sul fondo del piatto, tanto l'importante è che la cottura sia adeguata. Ora, il problema in generale è questo, che la natura ha riservato le geometrie semplici al regno minerale e che noi di minerali in cucina ne abbiamo fondamentalmente uno solo, che è il sale, e di cristalli ne abbiamo due, il sale e lo zucchero. Tutto il resto ha geometrie complesse, che nel migliore dei casi è una geometria frattale da manuale come quella del broccolo romano, che è un leitmotiv di questo convegno, ho visto, oppure geometrie tendenzialmente frattali ma molto più complesse come quelle di questa bella fetta di carne marezzata che vedete sul fondo, che sono molto belle da vedere e rendono la cottura però estremamente difficile, perché il blocco romano non è il massimo della semplicità da cuocere. Se lo metto in una padella mi trovo le punte bruciacchiate e le parti interne non cotte. Se lo butto nell'acqua bollente mi trovo come al solito le punte stracotte e le parti interne non cotte. Il modo migliore per cuocere un broccolo romano attualmente è il forno microonde, perché riesce a superare le asperità di superficie, perché le microonde hanno una lunghezza di penetrazione di qualche centimetro. Il caso della carne marezzata, vedete, io so che adesso molte giovani casalinghe pensano che questo pezzo di carne sia brutto perché contiene tanto grasso. È il pezzo di carne più pregiato che possiamo sognarci, perché il grasso ammorbidisce. Il punto è che questo grasso va fuso e il calore deve entrare lentamente e dolcemente all'interno senza andarmi a disidratare la parte magra. Quindi queste carni sono da un punto di vista ottime, da un altro punto di vista difficili da cuocere. Noi normalmente in cucina serviamo le forme geometriche alle creazioni umane, dove la mano del cuoco, del pasticcere, si deve sentire. Siccome noi sappiamo che la natura ha forme normalmente irregolari, la presenza di una forma estremamente geometrica o ricercata è utilizzata per sottolineare l'intervento dell'uomo. Il piatto che vedete sulla destra è il famoso risotto zafferano e oro di Gualtiero Marchesi, sempre. Vi cito Marchesi perché ha una passione particolare per l'arte e per il design e quindi, soprattutto nella sua ultima fase, si è molto ispirato a vari movimenti artistici nella creazione dei piatti. Vedete questo foglio d'oro, che è un vero foglio d'oro messo al centro del piatto. L'oro è commestibile, non ha niente ma non sa di niente. Ha un'unica funzione, quella di nobilitare il piatto e quella di far vedere che c'è stato un intervento umano importante, perché la natura non produce fogli quadrati d'oro e nemmeno piatti tondi. E la creazione che vedete sulla sinistra è una delle prime del pasticcere che attualmente è più famoso al mondo, si chiama Pierre Hermé, è una catena di negozi a Parigi, a Tokyo e in altre zone. Lui si chiama la cerise sur le gâteau, la ciliegia sul dolce. Si è fatto progettare la forma di questa creazione da un designer che si chiama Jan Pennors, era un suo amico. Ha creato delle forme particolari per valorizzare la lucentezza del cioccolato, la croccantezza in bocca
e soprattutto l'intervento del pasticcere, perché giustamente il pasticcere dà una forma al cioccolato, una forma che deve mettere in risalto le sue qualità peculiari, e lui ha deciso di farsi aiutare da un esperto di forme. Normalmente avrete notato in pasticceria le creazioni che noi apprezziamo come le più tecniche o le più affascinanti hanno delle geometrie estremamente nette e precise, mentre quelle più irregolari sono riservate alla cucina casalinga, no? Il termine brutti ma buoni è molto tipico della cucina italiana. Il cioccolatino deve avere o degli spigoli netti o avere una forma sferica perfetta, altrimenti è opera di un approssimativo artigiano, non di un artista della cioccolateria. Se ci fate caso, i dolci che vi appaiono sempre più eleganti sono quelli con gli spigoli più vivi, più netti e più lucenti. Ora, perché accade questo in natura? Ma fondamentalmente perché il regno minerale è composto da atomi e da molecole semplici e piccole. Questi hanno pochi modi per disporsi fra di loro e danno origine ai tre stati convenzionali della materia, gas, liquidi e solidi, nel caso specifico lo stato solido. Quando noi abbiamo a che fare invece con delle molecole estremamente complesse, le biomolecole, che sono quelle che compongono gli organismi viventi, il gioco cambia, perché una singola molecola può essere fatta da decine di migliaia di atomi ed ha diverse configurazioni essa stessa, cioè non ha una geometria fissa. La molecola dell'acqua ha una geometria fissata con un angolo ben definito fra i due legami di idrogeno e ossigeno. Una molecola di amido non ha una geometria definita, una proteina ce l'ha fin tanto che è nell'organismo vivente, si chiama lo stato nativo, ma non appena la toccate cambia geometria. Quindi variando le geometrie delle singole molecole potete immaginare quanto cambia la geometria dell'edificio che con questi mattoncini andiamo a costruire. Questi edifici complessi, dal 91, che è l'anno in cui Pierre-Gilles de Gennes prese il premio Nobel su queste strutture e le chiamò materia soffice, le chiamiamo ancora oggi materia soffice. Quella che vedete al microscopio, un bellissimo esempio di frattale, è una foto a microscopio elettronico della polenta, cioè dello stato più evoluto della gelificazione dell'amido di mais. Si passa attraverso diversi stadi di frattalità, si arriva a questo, quei buchi, che sembrano i buchi di una spugna, assorbono acqua. Dove va a finire l'acqua della polenta? Voi partite da un po' di farina e tanta acqua, alla fine sembra che l'acqua scompaia. L'acqua è stata catturata in quegli anfratti che hanno una distribuzione di taglia invariante di scala che è tipica delle nostre geometrie frattali. In generale, le geometrie della natura vengono tutte da una competizione. Qua ho scritto l'unica formula di questa conferenza, è la famosa energia libera che si studia in termodinamica. L'ho scritta perché mette in luce bene la competizione che in natura abbiamo fra ordine e disordine. Il primo termine è l'energia. Energia significa ordine. Per minimizzare l'energia ho bisogno di configurazioni ordinate. T è la temperatura assoluta ed S è l'entropia. Più alta è la temperatura, più pesa il disordine, cioè il ruolo dell'entropia. L'entropia è il logaritmo del numero diverso di configurazioni microscopiche compatibili con lo stato che sto osservando. Tutta la natura è una competizione fra ordine e disordine. Se la temperatura è bassissima prevale l'ordine, se la temperatura è alta prevale il disordine. A temperature umane intermedie si ha un gioco sottile fra ordine e disordine, che è quello che porta per esempio alle geometrie frattali, oppure a questo esempio, che è uno dei più tipici, che è stato anche quello che ha suscitato, penso, l'interesse di Michele, che è l'organizzatore di questa conferenza, perché c'è una tendenza molto forte in natura alla minimizzazione della superficie di contatto fra l'acqua e i grassi. Non sono due sostanze qualunque, l'acqua e i grassi sono i protagonisti fondamentali dei piatti della cucina. L'acqua perché, come vi ho raccontato poco fa, porta i sapori alla lingua, i grassi perché sono i vettori di aromi. I profumi non si sciolgono in acqua, si sciolgono nei grassi, ma in un piatto ci vogliono sia i sapori che gli aromi, quindi dobbiamo mettere insieme acqua e grassi. Bene, l'acqua e l'olio rimangono separati, lo vedete nella prima immagine. Non rimangono separati perché si respingono, cioè idrofobico dà un'idea sbagliata di quello che accade. L'acqua e l'olio si attraggono, ma l'acqua attrae molto più volentieri altre molecole d'acqua che non molecole d'olio, per cui se noi mettiamo insieme acqua ed olio tende a massimizzare il numero di interazioni acqua-acqua e di conseguenza a minimizzare le interazioni acqua e olio, quindi a minimizzare la superficie di contatto fra acqua e olio.
Se noi spariamo con una siringa l'olio nell'acqua, vedete l'immagine successiva, l'olio si dispone a piccole bolle, di nuovo sferiche il più possibile per minimizzare la superficie, ma quando due bolle vengono a contatto si uniscono perché a parità di volume la sfera unica ha meno superficie. Queste sono tutte delle bellissime strutture che riusciamo ad ottenere quando vogliamo miscelare acqua ed olio e notate che qua l'equilibrio ordine-disordine si risolve a livello di taglia delle bolle, cioè le bolle sono sempre sferiche perché conviene averle sferiche. Per aumentare l'entropia abbiamo dimensioni diverse, ci sono bolle grosse e bolle piccole. Se noi non facciamo niente, queste bolle alla fine coalescono e fanno impazzire la maionese. Se noi uniamo il tuorlo d'uovo, che è un agente emulsionante, stabilizza le bolle. L'ultima immagine che vedete in basso a destra è una maionese sempre al microscopio elettronico, con le bolle stabilizzate e perfettamente compatte. Quando la maionese è montata vuol dire che non c'è più spazio per le bolle di muoversi le une rispetto alle altre. Questa tecnica, questa osservazione, meglio ancora, è diventata una tecnica della cucina moderna che io ho in un video qua, ma... Ah sì, ce la faccio a farlo partire. Che è diventata nota come sferificazione. È stata introdotta da Ferran Adrià, il grande cuoco del Bulli, che è il ristorante che ha chiuso 3 anni fa, e con un piatto che è diventato mitico che si chiamava caviale di melone. Perché un bel giorno del 2003 Ferran Adrià servì ai clienti del suo ristorante una scatoletta di caviale con scritto sopra caviale il Bulli. Questi aprirono la scatoletta, trovarono delle perfette sfere arancioni, ma mangiandole sapevano di succo di melone. Come ha fatto? Beh, qua ve lo fa vedere. Ha usato un ingrediente nuovo per la cucina allora, che si chiama alginato di sodio, un estratto delle alghe, come dice il nome stesso. L'alginato di sodio è una molecola lunga, un polimero, una catena. Questo alginato di sodio viene sciolto nel succo di melone disperso. L'alginato di sodio lo rende soltanto un pochettino più viscoso, ma l'alginato di sodio ha una proprietà particolare. Se viene a contatto con degli ioni calcio, i filamenti si legano perché il sodio che ha valenza 2 e il calcio che ha valenza 2 butta via il sodio e fa da ponte fra due catene. Quindi crea un tessuto. Se le gocce di alginato di sodio e succo di melone cadono in una soluzione di acqua e cloruro di calcio, non appena vengono a contatto con il calcio formano una pellicola impermeabile che racchiude al suo interno il succo di melone con l'alginato di sodio. Questa è tutta la preparazione e i prodotti che utilizza sono marchi brevettati, ma si trovano tranquillamente dal farmacista. Vedete cosa fa? Fa cadere le goccioline. Le gocce prendono una perfetta forma sferica perché di nuovo si deve massimizzare l'interazione acqua-acqua all'interno. Il punto è che quando cadono all'interno di questo bagno di sali di calcio diventano immediatamente delle sfere di caviale, cioè con una pellicola trasparente e elastica all'esterno e il liquido all'interno. Poi questo suggerimento di servizio è fantastico, fa parte dell'arte di questi cuochi del Bulli, ma potete divertirvi anche voi a casa usando degli sciroppi d'amarena o di menta che sono molto più facili che non il succo di melone. Vedete che il raggiungimento della forma sferica perfetta è sempre stato un mito della cucina e della pasticceria, per il motivo che vi citavo prima, perché significa un forte intervento umano del progettista. In pasticceria si era arrivati alle forme sferiche, soprattutto con il cioccolato, ma in cucina questa è stata una grossa innovazione. In seguito le abbiamo ottenute anche facendo cadere gocce di liquido nell'azoto liquido. Volevo farvelo vedere dal vivo oggi, ma pare che con i permessi non ce l'abbiamo fatta, perché c'è sempre qualcuno che... No, ma per carità, sono norme di sicurezza, ma vi garantisco che non c'è niente di particolarmente complicato. Allora vi cito alcune sfide. La prima che mi era stata proposta dall'organizzatore di questa conferenza, ma non è ancora risolta. Perché non ottenere delle forme un po' più varie rispetto alle sfere, utilizzando gli stessi principi delle bolle di sapone, non la sferificazione, ma che ne so, la cubificazione. Ma il problema è delicato perché le bolle di sapone sono evanescenti, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa di stabile e dobbiamo stabilizzarlo e staccarlo dallo stampino. Sono questi i due problemi fondamentali. Ad oggi non ci siamo ancora riusciti, ma sono di fatto dei problemi tecnici, perché il tempo di permanenza di queste sfere nel bagno di cloruro di calcio è comunque di qualche decina di secondi, sufficiente a rompere delle geometrie molto delicate.
È decisamente più semplice con l'azoto liquido. Se una goccia di pioggia cade nell'azoto liquido rimane congelata in forma sferica, è una tecnica che si utilizza per contare e fare la statistica della forma delle gocce di pioggia. Quindi non è escluso che ce la facciamo in tempi brevi. L'altra sfida è la pasta frattale, cioè una pasta che ha dettagli di tutte le dimensioni e è in grado di legare alla perfezione qualunque tipo di sugo. Anche qua non vogliamo cadere nell'inganno di Giugiaro perché questa, come la chiamate in matematica, il tetraedro di Sierpinski, questo tetraedro di Sierpinski è meraviglioso perché alla fine è fatto tutto da piccoli tetraedri delle stesse dimensioni, quindi non porrebbe particolari problemi di cottura. Il problema è la giunzione nei vertici, che è un forte punto di debolezza, chiaramente. Va bene, la pasta frattale non l'abbiamo ancora realizzata, per stimolarvi l'appetito e salutarvi vi faccio vedere questa cosa che è un po' bella, un po' orribile, è una torta frattale che realizzò un pasticcere in occasione di un festival della scienza di tanti anni fa. Diciamo che nelle mode attuali del cake design ci potrebbe anche stare. Ho lasciato i miei recapiti, se volete sapere qualcosa di più, quello in basso è il blog che tengo da 2 anni, quello in alto è il mio indirizzo di email e poi mi trovate tranquillamente su Facebook, che ormai è il modo migliore per stare in comunicazione. E poi sono qua tutta la giornata se volete saperne di più. Grazie.